La sfida del momento nell'impiego dei droni per il soccorso in montagna è quella di sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale. Questo primo appuntamento in Friuli ci ha consentito appunto di condividere queste esperienze con i colleghi del Salvamont rumeno, e il prossimo appuntamento si svolgerà in Romania. Si è concluso il workshop internazionale del progetto dell'Agenzia Spaziale Europea con la chiusura di 3 giorni di intenso addestramento che hanno trasformato Cloud in un grande campo prove per l'innovazione nel search and rescue di montagna. L'evento, organizzato nell'ambito del progetto Virtue, cofinanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, ha riunito oltre 40 tecnici del soccorso alpino con il forte impegno operativo del Servizio regionale Friuli Venezia Giulia e del Salvamont Romania. A loro si sono affiancati operatori del soccorso alpino di Pieve di Gatore e piloti provenienti da tutta Italia, confermando la dimensione nazionale dell'iniziativa. Dopo le prove che si sono svolte nelle Marche lo scorso febbraio, Cloud ha ospitato il secondo ciclo di esercitazioni sul campo. Dal 22 al 26 maggio la componente italiana volerà poi in Romania per la sessione conclusiva, completando il percorso sperimentale europeo. Queste le operazioni, con all'alba le squadre speleo-alpine che hanno calato corde e barelle in un canyon profondo per soccorrere un figurante infortunato. I droni multispettro hanno sorvolato il corridoio roccioso fornendo cartografia termica in tempo reale. Nel pomeriggio un elicottero dell'elisoccorso ha verricellato i sanitari su una parete verticale per il recupero di un climber disperso, effettuando anche esercitazioni di sbarco in parete. In parallelo altri piloti operavano su scenari impervi intorno al rifugio Pradut. Tutto il materiale è confluito nel database ai fini dell'addestramento per l'intelligenza artificiale. Infine di notte, con visibilità quasi nulla, le telecamere infrarossi hanno individuato i bersagli su terreno aperto e su una parete rocciosa, generando sequenze notturne essenziali per insegnare alla stessa intelligenza artificiale a riconoscere persone senza forti contrasti termici. In totale, la sola giornata di sabato ha prodotto oltre 7 ore di video visibili e termici che saranno annotati e validati per affinare i modelli di riconoscimento umano del progetto. Come servizio regionale Friuli Venezia Giulia abbiamo accolto con immenso piacere questa opportunità di ospitare questo progetto internazionale, chiaramente appoggiandoci alla disponibilità degli enti locali. L'esercitazione di sabato è stata possibile anche grazie al supporto del soccorso FVG.